Sono con Marino Lovera, che abbiamo presentato in precedenza mentre stava facendo il bagno a Hounde Bay. Marino, abbiamo sentito tuo figlio, ma che consigli dai a tuo figlio dall'alto della tua esperienza? Beh, al mattino di tutti i tipi, perché chiaramente l'allenamento è più il mio pane e ho più esperienza. E quando va in corsa in realtà gli do le mie 3-4 idee e poi quando va in pista deve far lui, perché la corsa è anche improvvisazione, fantasia, non si può pianificare tutto prima, perché il più delle volte quando fai un piano vai in corsa poi succede qualcosa che te lo scombina, per cui bisogna lasciare libera la fantasia. Assolutamente, è lo sport che un po' insegna questo. Assolutamente, sì, sì. E poi non voglio che mio figlio vada in pista aggravato da delle pressioni, quindi due consigli sicuramente, dico guarda quella può essere una schiena interessante, quella no, fai così, fai così, però alla fine chi va in pista è lui e decide lui, insomma. Faccio un'altra domanda, voi da poco, almeno da qualche mese, siete a Ippocampus, centro di allenamento gestito da Ippogruppo Cesenate, quindi chiedo un po' un bilancio e anche se puoi illustrare la struttura. Beh, la struttura è meravigliosa, non c'è nulla di pari in Italia. Io sono stato in un paio di centri di allenamento in Piemonte molto belli, uno era Carmagnola, l'altro a Vigone. Vigone è vagamente paragonabile a Ippocampus, ma Ippocampus è meglio. Poi sono stato in un centro in Toscana e ne ho visti diversi, perché dovendo venire via da Torino, prima di decidere ho fatto, diciamo, uno screening abbastanza completo. Ippocampus ha due piste dritte da 800 metri utilizzabili, quindi sono più di 900 metri con andate e ritorno larghissime, una passeggiata meravigliosa, piante, tutti i paddock con le piante di contorno, quindi hanno l'ombra d'estate, è una struttura veramente a misura di cavallo. Devo dire la verità, mi sto trovando benissimo, sono stato anche accolto molto bene. Anzi, ringrazio immediatamente Andrea Petazzoni e Walter Cesaron, perché sono stati più che disponibili e mi hanno fatto sentire subito a casa. E stiamo ottenendo risultati, i cavalli sono migliorati tutti, da Atalo all'Oa Bay, Vodka, insomma stanno andando tutti bene. Ultimamente ho trovato anche un cliente emiliano, per cui sto diventando emiliano a tutti gli effetti, perché quello che non sa la gente è che non sono venuto qui a fare la stagione, sono venuto qui per restare, quindi devo dire la verità, mi trovo bene. E poi, se proprio devo dirla tutta, gli emiliani sono simpatici. Mi piace... Beh, anche i romagnoli, visto che qua siamo in terra romagnola. Guardi, io con mia moglie sono venuto 2 anni fa in vacanza a Rimini e ci rivado quest'anno, adesso sono anche più vicino, faccio poca fatica ad andarci. Però devo dire la verità, l'accoglienza di questa regione è veramente unica. Bene, ringrazio Marino Lovera, ora la linea può tornare in studio.